problema dell'erosione abbiamo visto a Ischia cosa è successo per una serie di problematiche. Noi vogliamo evitare che ci siano delle copia e incolla nei nostri territori. A seguito del cambiamento climatico, 9 comuni su 10 avrebbero parte del territorio in area a rischio idrogeologico per frane ed alluvioni. È l'allarme lanciato da Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale del Suolo. Negli ultimi 50 anni, inoltre, è scomparso quasi un terreno agricolo su 3 a causa dell'abbandono e della cementificazione. Nel Vicentino e nel Veneto ricordiamo che siamo una delle regioni più cementificate di tutti, per cui fa sì che l'acqua velocemente arrivi al mare e di conseguenza può creare dei problemi. Dobbiamo bloccare l'acqua a monte. L'acqua piovana in Veneto è trattenuta nei territori a monte mediamente solo per circa il 6%. Per Coldiretti è indispensabile che la regione superi i campanilismi e realizzi nuovi bacini di laminazione a ridosso delle montagne per regolare il deflusso idrico in funzione della sicurezza del territorio e per gestire meglio la siccità. Nella zona del Valle dell'Agno, di Chiampo e nella zona dell'Alto Vicentino c'è necessità di creare un bacino di contenimento per far sì che eviti danneggiamento. Io utilizzo danneggiamento del territorio perché corriamo sempre il rischio che un po' alla volta la collina arrivi in pianura e di conseguenza crea dei problemi anche chi abita al quinto piano.